Oggi ho denunciato alla Commissione europea la pratica dell'uccellagione che ancora viene fatta in Italia, in particolare in Veneto e in Lombardia. L'uccellagione legalizzata viene effettuata tramite l'impiego di reti per la cattura di piccoli uccelli migratori che poi vengono ingabbiati a vita e destinati ad essere utilizzati dai cacciatori nei capanni, negli appostamenti di caccia. Questa è una pratica che è vietata dalla direttiva Uccelli, una delle più antiche direttive ambientali dell'Unione Europea, perché vieta le reti da uccellagione. Vieta questo mezzo di cattura proprio perché non è selettivo, ovvero possono essere catturati anche uccelli rari o in via di estinzione. Ecco perché, oltre ad aver denunciato questa pratica recentemente autorizzata dalla Regione Veneto e da 6 delle 7 province del Veneto, ho scritto anche una lettera al commissario Potocnik, perché è ora di finirla, è ora che la Commissione europea prenda dei provvedimenti e apra una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Non è più tollerabile che in uno Stato moderno, civile, una regione progredita come il Veneto, venga ancora concessa la cattura di questi uccelli con dei mezzi illegali. Tra l'altro queste catture vengono effettuate con dei mezzi illegali e in impianti di cattura che sono autorizzati dalle province e fatti funzionare con i soldi dei contribuenti. Inoltre questa è una pratica che è stata autorizzata dalla Regione, dalle province, ma ha il parere negativo dell'ISPRA. L'ISPRA che è l'Istituto Nazionale Tecnico Scientifico che deve definire se una pratica è legittima oppure no. Questo istituto ha definito che questa è una pratica illegittima che non può essere fatta, nonostante tutto la Regione del Veneto e le province hanno autorizzato la cattura di questi uccelli con i mezzi vietati. È una pratica barbara, oltre che illegale, perché questi animali vengono ingabbiati a vita in delle gabbie dove non possono nemmeno aprire le ali, tenute in una situazione igienica molto precaria, dove non possono svolgere tutte quelle funzioni che normalmente svolgono in natura. Ecco perché ho chiesto alla Commissione europea e ho chiesto al commissario all'ambiente Potocnik di intervenire presto. Per poter parlare e discutere a fondo di questa materia ho organizzato 2 conferenze, una a Vicenza il 7 novembre e una a Verona il 6 novembre, con degli importanti ospiti della LIPU, della LAC e del WWF, e inoltre a livello regionale verrà organizzata una manifestazione il 10 novembre prossimo davanti a uno di questi impianti di cattura, i famigerati roccoli, perché la gente ormai è stanca di queste violazioni, rischiamo di pagare delle sanzioni all'Europa e in più condanniamo un patrimonio importante come quello della fauna selvatica solo per degli interessi di una minoranza distruttiva come quella dei cacciatori.